Sono Michele Ciani, rappresento l'azienda agricola Aquila del Torre di Savorgnano del Torre. Uno dei nostri prodotti più particolari è appunto il Picolit e su questo prodotto abbiamo deciso di puntare l'attenzione per promuovere il territorio e promuovere anche il vino, il famoso Picolit friulano. L'azienda si trova a Savorgnano del Torre. Savorgnano del Torre è legato intimamente con il prodotto Picolit perché da tanto tempo viene coltivato sulle colline di Savorgnano e per tradizione da sempre è uno dei vini per cui enotturisti vengono a Savorgnano del Torre. La nostra azienda, Aquila del Torre, ha iniziato nel 2004 un progetto di valorizzazione del territorio che si chiama Oasi Picolit. È l'unione di queste due parole, Oasi, proprio perché siamo in mezzo alle colline, in mezzo al verde, un ambiente sereno dove si può ritemprare lo spirito. E il Picolit proprio perché su queste colline abbiamo piantato Picolit, che è il vino mito dell'enologia friulana. Quello che cerchiamo di fare con questo progetto è incuriosire l'enoturista per visitare il vigneto, visitare le cantina, degustare Picolit anche di diverse annate, qualche prelievo di botte direttamente e poi durante l'anno, in particolar modo durante gli appuntamenti che organizziamo col Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo durante Cantine Aperte, San Martino in Cantina, cerchiamo di proporlo in chiave diversa che dalle solite abbinamenti per concordanza con i dessert. Per cui anche quest'anno durante Cantine Aperte proporremo un abbinamento per contrasto e quindi cercare di esaltare il vino ma cercare anche di esaltare il prodotto che è sempre tipico del territorio. In particolar modo cerchiamo di enfatizzare il Picolit insieme al format di Frant, che è uno dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, e quest'anno cercheremo anche di proporlo in chiave un po' più adriatica, nel senso che cerchiamo un abbinamento con le sarde in saor, cercando proprio di esaltare sia il piatto, quindi esaltare più la sapidità del mare insieme alla sapidità del vino. E durante l'anno appunto cerchiamo di coinvolgere le persone durante questi eventi e proprio creare la cultura dell'abbinamento con questo vino.